Just a perfect day. Drink sangria in the park. Mi fanno dannare sti scarichi elettrici. Allora, ovviamente ho pulito prima di farti vedere cosa succede. Questo è lo scarico delle nere, era durissima questa leva, probabilmente è per quello che il motorino era bloccato. Ok, adesso rimonto il tutto con le sue guarnizioni, tra parentesi erano nuove, le guarnizioni le avevo già cambiate. Do invece le parti struscianti questo VD40, attenzione, lubrificante al silicone, è diverso, ok, non è il classico Svitol, ma è un lubrificante, in quanto magari non tutti lo sanno, lo Svitol, il VD40 sblocca e pulisce, ma non va assolutamente bene per lubrificare, cioè è sconsigliatissimo tipo metterlo nelle catene delle bici. Ok, ora scorre, che è un piacere, scorre come fosse nuovo, e credo che il problema fosse maggiormente qui dentro, non tanto per gli sporchizi ma per la plastica, anche che sia un po' rovinata. Allora, con cacciavite a taglio gli ho rifatto un attimo il bordo, che così questo qui, questa levetta, vedi? Questa levetta qui non si incastra più qua dentro, perché il problema era quello, era questa che si incastrava e quindi non si apriva. Quindi in teoria il motorino funziona come sempre. Il problema di questi scarichi sono sempre stati quelli che si sporcavano, si indurivano, il motorino trova duro e poi non parte neanche. A che faccio revisione completa, una sgratatina alla rondella, quella dove ci va la massa. È un mondo difficile, però varrà centenari di euro risparmiati con tempo, rifate robe da solo. No, come non detto, sembrava tutto facile. Però vedi, ho fortuna avere anche un zio che sei bravo veramente a far tutto. Praticamente sì, io ho guardato in tante cose, diciamo non ci arrivavo in quanto il mio cervello è più informatico, hai capito, che meccanico. Quindi certe logiche che per lui possono sembrare ovvie, per me sembrano molto particolari. Cioè io non ci sarei arrivato alla conclusione, il motorino non va, lo butto via, ne prendo un altro, ok? Perché slittava. Vabbè, insomma lui ha capito il perché slittava eccetera, abbiamo aperto completamente il motorino, rifatto tutto a nuovo, sigillato eccetera eccetera. Ora funziona tutto alla perfezione, in più anche ha il fermocorsa sia in apertura che in chiusura, quindi la perfezione grande zio. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Il basilico del Lidl. No, non sta di me. Ah, com'è? Ah, perché sono qua in questo parcheggio? Clienti, ragazzo, bisogna fatturare, porca miseria. Se no, chi io che mantenga è stato, ragazzo. Cioè, ogni anno Singano lo aiuta con migliaia e migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di euro. Aiuta anche tu lo Stato, lavora per il cazzo. Oh, finalmente ho trovato anch'io lo sgabellino del Decathlon per fare la van life, è leggerissimo. Coprivalvole dei China, volevo metterle nelle valvole delle sospensioni ad aria, ma non contano niente, cioè anche se le stringe al massimo fuori l'aria. E allora niente, questo mi è utile per ricordare quanto scemo sono a comprare le cinesate dai cinesi e non su Amazon, perché su Amazon gli avrei fatto reso. Quindi tu mi dirai dove abito oggi? Di un campo del Bayonne. Aspetta che non me la porta, se no fa sboom. No, ma oggi non abito, oggi lavoro. Aspetta che dita così, oggi lavoro, perché ancora lavoro, cioè, no, da lunedì al venerdì lavoro come tutti. Mi sono dato appunto da tanto tempo sta regola, sta disciplina, che serve a dare poi un valore alla vita, perché imparerai, ragazzo, con la pratica che la pizza non è buona se non hai fame. Pensavo, no, non è razzismo, però potrebbe essere una delle scintille del razzismo. Sì, quello sì. Cosa stai dicendo, Singano? Adesso ti racconto. Non ho una storiella con la morale, con la conclusione, con la prosa. Ho semplicemente la magia di questa poesia, che è il raccoglimento delle sensazioni, ok? Le sensazioni che ho avuto ieri sera.
Era una sensazione di casa, quando alle mie spalle c'erano dei ragazzi che giocavano a calcio tirando tanti di quei bestemmioni che metà faceva basta. Io mi sentivo a casa, mi sentivo al sicuro. Al contrario, per carità, questo ripeto, quello che ho detto nella premessa potrebbe essere una delle scintille del razzismo. Al contrario, insomma, non mi sento a mio agio quando vedo altri personaggi seduti nella muretta che sono là che spazzano droga, e al posto di bestemmioni mi sento dire bla bla, e magari te che dici qualcosa a Maometto o a Cosche e a Lori vi te pianta il corteo in gola, hai capito? Quindi credo che ci stiamo isolando, credo che questa integrazione forzata sia una grandissima cazzata, perché non puoi mettere assieme polli con tacchini, nel senso che ognuno ha la propria cultura, ognuno ha le proprie abitudini, e quando stravolgi, metti dei contrasti in queste abitudini, in questi modi di fare, ovviamente la gente si incazza quando gli vai a toccare il profondo del loro essere, ossia proprio l'abitudine, ok? La cultura e l'abitudine. Si creano pertanto queste divisioni, ok? Dove, come dico sempre io scherzando, minte il mio, tinte il tuo, io sto nel mio, tu stai nel tuo, e da queste divisioni si crea ancora una minor integrazione, però nello stesso campo da gioco. Non sto parlando del campo di calcio, ma del terreno, del territorio italiano, hai capito? Secondo me, ovviamente, sbaglio, non sono un antropologo, non sono un politico, non sono un bla 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 stringi. Però resto dell'idea che tutto questo sia sbagliato, cioè che il razzismo sì sia una cosa stupida, ok? Per razzismo si intende etichettare un'intera etnia, ok? Ovvio che poi, come ti ho spiegato più volte, ci sono le percentuali, cioè ci sono delle etnie dove c'è tantissima gente che non ha voglia di fare un cazzo, altre dove c'è tantissima gente permalosa, altre dove c'è tantissima gente che è brava a cucinare, altra dove c'è tantissima gente che ha sempre voglia di trombare, altra dove c'è tantissima gente che ruba, eccetera 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 eccetera. Non lo so, io sarei veramente per l'ognuno a casa propria, ma certo poi mi si ribalta il gioco e mi si dice sì, ma è gente che scappa dalla guerra, è gente che qua, è gente che là. Per carità, è vero, però io mi fermerei qui, altrimenti andremo avanti per ore, ognuno avrebbe la sua opinione, ma non arriveremo da nessuna parte. Preferirei invece lavorare sempre a gradini e rimanere in questo gradino, che è la percezione di quanto sia complicato e talvolta impossibile integrarsi con certe persone, con certe etnie, ok? Adesso Cham è razzista, ma credo che coi Bangla e coi cinesi non che sia mai stato nessun tipo di problema, e ti parla uno che è spesso a Jesolo, voglio dire, e là ci sono più stranieri che italiani, diciamo, no? Però non lo so, e ho avuto anche varie interazioni con questi stranieri, e ti dico, con Bangla e China, certo anche loro hanno il loro carattere, ma è un carattere che comunque gli consente di stare nel suo senza recare alcun tipo di danno a noi. Va bene, chiudiamola qua. Area camper da Caldonius. L'area camper Caldonius è dotata di tutti i comfort: carico, forse scarico, non lo so, dipende se si offende oppure no, elettricità. So, magari avrei qualcosa da ridire con la gestione, in quanto il carico può non essere molto comodo. Oh, questo è bello, è ben proporzionato, questo sia un patente C, ha le ruote molto grandi e non sono interne, quindi sì, ovvio, la meccanica da patente C. E che ormai messo insieme a Alessia, perché se mi mettevo insieme a una vecchia miliardaria, guarda, era il camper perfetto per me. Guarda che stava a moto, che stava a bici, aveva anche il garage, no, bellissimo, guarda che si apriva anche per di là e per di qua. No, questo era perfetto per me. Cosa sarà lungo? 8 metri? Sì, 8 e mezzo, ma va benissimo.
Va veramente benissimo, raga, l'adesivo Harley Davidson, di sicuro il tengamoto qua dentro, ma sì, ci sta la moto, tanta roba, guarda qui i piedini di stazionamento elettrici, guarda che razza è marmitton, sì, te l'avevo detto io che era patente C, guarda che scaricazzo, sti qua te li tirano dietro tra virgolette per il problema della patente C, mi ricordo quella volta c'era una Corriera ultra mega lusso in vendita, l'andata tipo a 7.000 euro, il famoso portabici che i miei amici mi spronano a mettere, ho detto ma figurati se vado a mettermi un strafante del genere, cioè piuttosto spendo in gasolio, vado a prendermi la bici dove la tengo nascosta ogni volta. Messo proprio innamorato, messo veramente innamorato, meccanica Iveco, però no, sono più innamorato della vita da poretto che faccio, perché è così leggera e senza pensieri, sì, avevo cambiato idea. È arrivato il display quello nuovo, questo si accende subito, funziona, speriamo appunto che come il primo e il precedente non salti i cosi in mezzo, ma in teoria sono stati bruciati. No Amazon, no. Abbiamo Caldogno che ci espone questa nuova collezione Ikea composta da un piumino antipioggia e una borsa antirisparmio. Fai la foto, guarda la cosa adesso. Io pensa a te, stavo pensando, e pensa anche te che non ti fa male, no? Fidati. Mirko lo conosco da tanti anni, siamo grandi amici da tanti anni, ormai siamo più parenti che amici, miei e Mirko, c'è proprio una roba. Però pensi che strano, cioè Mirko che abita in un paesino sotto Padova e io abitavo in un paesino sotto Venezia, cioè tutt'altra parte, voglio dire, quindi chissà quanti altri Mirko e quanti altri Yuri esistono in Italia, ma lascia stare, guarda che ti sembra strano sto ragionamento, ma non lo è proprio, fermati invece a pensare, lascia libera l'immaginazione e segui questa traiettoria che io ti ho lanciato. Oh, e proviamo ste famose sospensioni, perché quando sto da Mirko sono estremamente storto. Allora, niente, sgonfiamo al massimo una e gonfiamo al massimo l'altra. E Massimiliano, il meccanico, mi ha detto che posso arrivare tranquillo fino a 8 senza il minimo problema. Ovviamente da fermo, cioè in modalità parcheggio. Beh, mi porta bene, cosa sia un bel 7 bar, non 8, qui ho praticamente azzerato e mi sembra di stare abbastanza in bolla rispetto alle altre volte che ero completamente sdraiato, così ero tanto obliquo. Insomma, sono cazzate, ma io le sospensioni le ho cambiate perché perdevano aria, perché insomma avevano 20 e più passanni e quindi insomma era ora di cambiarle. Però adesso sto anche apprezzando il discorso del livellamento delle sospensioni ad aria, quindi non servono solo per impostare meglio le curve, per la guida, la sicurezza eccetera, ma servono insomma anche per il parcheggio, per il livellamento. È un po' come avere dei cunei tra virgolette, cioè ne hai solo due, o il posteriore sinistro o il posteriore destro, però insomma no, non è poco. Allora aspetta, no, che devo descrivere bene questa cosa perché sarà di estrema utilità a tanti camperisti. Vediamo di usare il massimo della mia concentrazione nonostante tutti i spritz che ho bevuto e il massimo ovviamente della mia sincerità come sempre. Allora ti dico che le sospensioni ad aria, o almeno le classiche sospensioni a soffietto, certo non ti rivoluzionano il tutto, certo probabilmente ancora adesso siamo obliqui, però è chiaro che sono comunque un grandissimo aiuto. C'è una grande filosofia che io mando avanti da anni che è la piuttosto che niente, cioè piuttosto che niente è meglio il piuttosto, quindi piuttosto di stare ultra storti è meglio stare un po' storti. Vediamo un attimo. Aspetta che ho qua, eccolo qua, c'è questa roba della Brunner, non so dove l'ho comprata, ma gli ho dato tipo €1, è una cosa che veramente è valida, ok? Allora, beh, vedi, ti dice sei estremamente basso, in quanto andiamo in giù verso di qua, ok? Nonostante le sospensioni ad aria di là siano il massimo e queste di qua al minimo, e avremo comunque un altro bel po', insomma,
per livellare il tutto. Però ragazzo, tieni conto come fai a risolvere questa cosa. Allora, ci sono i cunei, che sono la cosa più usata da tutti i camperisti, però ti occupano un sacco di spazio nel camper, e se non hai il garage veramente, ripeto, ti occupano un disastro di spazio. In più, soprattutto, i cunei per legge non puoi metterli dove vuoi, cioè non è che tu ti fermi e metti i cunei, arriva il vigile e ti dà la multa. In più, non so, fuori piove, nevica, hai voglia te di andare fuori col bagnato eccetera a mettere i cunei? Anche no. Quindi le sospensioni ad aria sotto questo punto di vista sono una grandissima cosa. C'è poi il, tra virgolette, next level, che sarebbe livello successivo. Scusa, che proprio io che odio questi anglosassismi forzati. Il prossimo livello è il livello successivo, è quello dei piedini di stazionamento elettrici. Ti dico che costano un fottio. Io avevo parlato con un po' di camperisti nuovi, ti costano circa 4.000 euro circa, poi forse ci sarà anche il montaggio, non lo so, comunque circa 4.000 euro. Cazzo, sono tanti. Ti compri un camper con 4.000 euro, o meglio, fino a qualche anno fa, prima della moda del Covid, ti compravi un camper con 4.000 euro, adesso ti compri i piedini di stazionamento. Certo, ti danno quella sensazione di livellamento e di solidità estrema, veramente estrema, quindi voto 10 sotto ogni aspetto per quanto riguarda il livello di livellamento appunto e di stabilità. Però anche lì sono comunque illegali, della serie, se ti passa un vigile che non sei in un campeggio ti dà la multa. Pensa che addirittura in certe aree sosta camper ti possono dare la multa per queste cose, tendalini, gradini eccetera, in quanto è un'area sosta camper, non è un campeggio, ok? È questo che molti fanno confusione. Poi che ci siano i vigili che chiudono un occhio, che non ti diano la multa, quello è un altro discorso, non c'entra niente. Ma per legge in un'area sosta camper tu non puoi aprire il tendalino, mettere fuori i tavolini eccetera eccetera, ok? Quindi non puoi, aspetta, mi metto qua che pesa sto telefono, i crampi al braccio, e non puoi fare quello che vuoi, e pertanto non puoi neanche mettere sti piedini elettrici. Certo che se vivessimo in un paese dove ci fosse un po' più di vivi e lascia vivere e un po' più di prezzi umani su certe cose che vanno al di fuori dello standard, ossia del pane e del latte, certo sì, sarebbero secondo me la soluzione migliore. Sì, piedini di stazionamento elettrici, sì, secondo me sarebbero col condizionale la soluzione migliore. Dai che è venerdì! Sì. Oggi il mio vicino di casa è Mirko. Bene, prima di salutarti voglio darti un altro regalino tecnico, ossia una spiegazione che io ho la fortuna, non del camper, ma una fortuna mentale, psicologica, che mi sa far adattare senza costi a tante circostanze. Tipo ora c'è il camper che pende molto verso di qua, non è assolutamente, cioè vedi com'è, è tutta una questione di filosofia, ossia di atteggiamento, di predisposizione nei confronti delle cose. Non è assolutamente un problema, anzi è un pregio, è un pro, perché io prendo il cuscino da là e lo metto di là, quindi sono più alto con la testa di qua e la circolazione è migliore per il riposo. Quindi vedi come cambia già tutto in base all'atteggiamento che tu hai nei confronti dei problemi che comunque sarebbe della vita, no? Questo no, assolutamente, mai per dire mi so meglio, io sono peggio, io sono meglio, io sono qua, io sono là. Però sento tantissima gente lamentarsi che quando si parcheggia il letto storto e non dorme e gira il letto da che altra parte, cioè inverti i cuscini, cioè non riesco a capire io sta roba qua, non riesco veramente a capirla. 5 to 1, baby, 1 in 5. No one here gets out alive now. You get yours, baby, I'll get mine. Gonna make it, baby, if we try.
taking over. Come on!